Buongiorno amici di Matto Scacco e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo della difesa Alekhine o Alekhine o Aliekin, l'ho pronunciata in tutti i modi possibili così almeno sono sicuro di non aver sbagliato. La difesa che ha luogo dopo E4, cavallo F6. Diciamo due paroline su questa difesa prima di entrare nello specifico nelle varie linee. Questa è una difesa che è stata un po' confutata, una di quelle difese minori, non a caso minore, e che non viene più giocata ad alti livelli. La puoi trovare a livelli amatoriali, intermedi, ma ad alti livelli se tu prendi un Carlsen non l'ha mai giocata neanche di striscio, ma neanche in quei tornei amichevoli dove si giocava blitz, no, perché sanno come punire questo tipo di difesa. Quindi se la vuoi utilizzare, io l'ho giocata per un paio d'anni e posso dirti che online, soprattutto nelle partite blitz, mi sono tolto delle soddisfazioni, però le partite blitz non è giocare a scacchi, lì fai un pochettino leva sull'effetto sorpresa, visto che non sono tanti i giocatori col nero che utilizzano questa difesa, quindi il bianco, non vedendosela giocare tanto spesso, non si prepara tanto bene, ma non appena vai a livelli intermedi avanzati trovi un giocatore solido che sa come giocare contro questa difesa e va subito in vantaggio nell'apertura. Parliamo di un vantaggio consistente, quindi perché andare a dare questo tipo di vantaggio al bianco? Quello che io ti consiglio è di studiare difese più solide. Una può essere la difesa siciliana e una può essere E4 e 5 che porta via a vari tipi di partite, spagnola, italiana. All'interno dell'accademia trovi sia il corso completo sulla difesa siciliana che il corso con E4 e 5. Ti lascio quindi in descrizione tutti i link per iniziare ad approfondire una difesa che ti può essere utile da qui a quando sarai più forte di 400, 500, 600, 1000 punti, perché sono difese che vengono utilizzate tuttora ad altissimi livelli. Dunque, ritorniamo noi, scendiamo da quei livelli altissimi, ritorniamo a noi, e qui il bianco può fare due cose essenzialmente, perché ha il pedone sotto minaccia. Può fare due cose: difendere questo pedone o spingerlo. La teoria ha confermato che la mossa migliore è la spinta del pedone, ma vediamo cosa succede nel caso in cui il bianco non conosce troppo bene questa difesa e decide di difendersi. Ti dico che anche i giocatori sui 1800 giù così a volte preferiscono difendere questo pedone, quindi seguimi bene perché ti dirò alcune linee che sono molto buone per il nero. Allora, qui che tipi di difesa abbiamo? Abbiamo D3, abbiamo F3 che sono molto passive, quindi se il tuo avversario ti fa una roba di questo tipo hai già vinto l'apertura. In caso di cavallo C3, che è quella un pochettino più interessante, qui ci sono vari modi per continuare, ma quello che ti consiglio io è la spinta del pedone in D5. Ancora una volta fai sì che il tuo avversario prenda una decisione, non è una di quelle mosse, vedi, se fai una mossa tipo E5, ora lasci la palla al tuo avversario, non che E5 sia sbagliata per carità, ma con D5 è una di quelle mosse dove il bianco deve dire: e mo che faccio? Catturo? Difendo il pedone o spingo? Chiaramente ha varie possibilità. La cattura non l'ho vista quasi mai fare e in caso di cattura si va in una situazione di parità. Una difesa di questo tipo non funziona, attenzione, perché abbiamo D4 e dopo per esempio o cavallo B1 o cavallo in E2 abbiamo E5. Io direi che qui il nero sta molto bene, ha messo due pedoni sul centro, anzi per l'esattezza uno si trova già nella metà campo avversaria, si potrà eventualmente poi sostenere con C5, C4 eccetera eccetera, quindi questa posizione è già da sogno. Un'altra possibilità che ha ovviamente su F3 abbiamo la stessa identica situazione migliorata perché F3 è brutta strutturalmente. L'altra possibilità è su dopo E5 che lui ci giochi donna in E2. A seguito del cambio, cavallo C6, abbiamo sviluppato entrambi i cavalli e non dobbiamo temere, ops, sono andato avanti a caso, scusa, non volevo giocare questa, non dobbiamo temere la cattura. È vero che non possiamo catturare col pedone E perché è inchiodato, col pedone G. Tu mi dirai: mazza che brutta questa struttura di pedoni. Ok,
può darsi anche di sì. Intanto il piano del nero sarà quello di arroccare lungo, quindi non ti preoccupare della colonna G aperta, anzi potrà essere solo un punto di vantaggio, e il pedone, questa impedonatura sicuramente ti permetterà anche di sorreggere la spinta in E5, quindi questa posizione è considerata comunque vantaggiosa per il nero. Torniamo indietro, quindi abbiamo capito che andare a difendere questo pedone ulteriormente, che sia con D3, che sia con F3, che sia con donna E2, non ha alcun significato. Tantomeno, ora l'ho data per scontato, ma riuscirò a togliere questi colori? Tantomeno alfiere D3. Vai a stare peggio, non è una mossa buona. Vediamo cosa dice il motore dopo questa. Dice D per E4, cavallo per E4 e 5. Ok, posizione leggermente preferibile per il nero. Quindi torniamo a noi. Abbiamo detto che D3 non si può giocare, quindi vediamo cosa succede sulla spinta. Questa è una mossa che molto sicuramente ti giocheranno, e andiamo a vedere. Spinta del pedone. Ora purtroppo non abbiamo molte case per questo cavallo, perché queste case sono minate. Tornare a casa non se ne parla, ne consegue che l'unica casa disponibile per questo cavallo è la ritirata in D7. Ma questo cavallo in D7 sta bene qui sopra? Beh, allora non è probabilmente la casa migliore in assoluto, ma in questa situazione va bene. Ora il bianco qui può lasciarsi ingolosire da questo pedone, ma quello è quello che si chiama un pedone avvelenato, perché se ora il bianco cattura in questo modo, anzi forse sarebbe meglio vederla dal lato del nero, però dopo la giriamo. Che cos'ha il nero? C'ha un grandissimo controgioco con cavallo per E5 e attacco di scoperta su questo cavallo, quindi non ci sono problemi su mosse di questo tipo. E su una spinta come D4, una mossa che sembra assolutamente plausibile, no? Con D4 vado a sostenere il mio pedone in E5 avanzato, anche perché, scusami, ce la posso fare, anche perché questo cavallo minaccia questo pedone, quindi D4 ha assolutamente senso. Qui il nero può giocare C5 per andare ad attaccare la base di questa catena di pedoni, e il nero lascia ancora volutamente in presa questo pedone, perché ci sarebbero dei trucchettini. A seguito delle catture noi possiamo catturare, e dopo questa mossa abbiamo cavallo B6 con guadagno di un pezzo. Si attacca il cavallo, a RGX dietro anche la donna, non c'è modo per salvare qui il pezzo. Questo trucco mi ha fatto vincere una partita in torneo a tempo lungo, e perciò non si può catturare quel pedone. E che cosa può fare il bianco? Probabilmente ti giocherà un cavallo F3. Cavallo F3. Ora il nero gioca E6 per impedire ulteriori spinte di questo pedone, e adesso devo dirti che il nero sta bene. Che cosa può fare qui il bianco? Può per esempio sviluppare questo alfiere. Noi sviluppiamo il cavallo per aumentare la pressione su questo centro, e ora attenzione che qui ci sono possibilità interessanti. Se cade questo pedone, attenzione che questo pedone in E5 cadrà anche lui. Dunque il bianco che cosa fa? Decide di cambiare il suo alfiere per togliere il cavallo C6, che è un fortissimo attaccante, e a seguito di questa posizione, cattura di pedone, cattura di donna, la posizione del nero non ha grandi problemi. In futuro adesso si potrà giocare magari un torre B8 per evitare lo sviluppo dell'alfiere campochiaro. H6 sarà una mossa di routine se si vuole arroccare corto per evitare giochetti di ogni tipo, e ovviamente C5 è chiaramente nell'area. Arrivato in questa posizione secondo me stai molto bene. Ci manca da vedere che cosa succede nel caso in cui dopo cavallo F6 il bianco gioca E5. E5 è la mossa migliore considerata dalla teoria. E5 ha assolutamente senso, perché adesso il cavallo inizia a ballare. Inizia a ballare, questo cavallo inizia a essere inseguito, e alla fine di questa quarta mossa, all'inizio di questa quarta mossa, che cosa abbiamo? Abbiamo un bianco con un centro incredibile e un nero che ha perso praticamente diversi tempi col proprio cavallo e si ritrova con un pugno di mosche, non ha pedoni al centro.
Ora il modo migliore per iniziare a giocare contro questo forte centro è quello di cercare di creare dei punti di contatto, di contrastarli, ma il bianco può riposizionare subito a seguito di un cambio e ripristinare la stessa posizione di prima. Ora il nero può tirare fuori l'altro cavallo, iniziando così a creare pressione, soprattutto sul pedone D4 che è attualmente in presa. E qui ancora una volta il bianco deve conoscere bene come giocare. La teoria ha ritenuto alfiere 3 la mossa corretta. Perché? Perché se giochi una istintiva e normale cavallo F3 per sostenere questo pedone, arriva una mossa fastidiosa del nero che è alfiere G4, con l'idea di rimuovere il difensore e poi di andare a catturare questo pedone. Ovviamente su alfiere 3, che è la continuazione consigliata, dopo la cattura, donna per F3 e attenzione che questo è un grave errore perché lascia il punto D4 scoperto a seguito della cattura. È vero che il bianco ha questa entrata su B7, ma non può catturare questa torre poiché è sorretta, anzi ora il nero ha torre di 8 con veramente entrate micidiali su vari punti, anzi può anche catturare con scacco, c'è veramente il mondo da parte del nero. Dunque, dopo alfiere per F3, il bianco è costretto a catturare di pedone. Tra l'altro questo pedone potrà avanzare e ripristinare ancora la situazione di prima, e dopo E6 devo dire che il nero ha risolto gran parte dei suoi problemi. Cavallo C3, adesso arriva donna D7, arrocco lungo e la partita è tutta da giocare. Il nero ha risolto gran parte dei suoi problemi, l'unico suo problema per ora è risolto è questo cavallo B6 che farà fatica ad entrare in gioco ed è sicuramente il pezzo mal posizionato del nero, ma in questa situazione probabilmente il nero ha ottenuto una situazione giocabile. Il bianco sta sicuramente meglio, ha un ottimo centro, però adesso seguito anche dall'arrocco lungo arriverà un po' di pressione su questo pedone D4 che magari potrà dare qualche problemino al bianco. Ripeto, è un tipo di difesa che se il bianco, qui non abbiamo scelto la continuazione migliore per il bianco, ti ho fatto vedere come il bianco poteva giocare quelle mosse che sembrano naturali ma che in realtà non sono le migliori in assoluto dalla teoria. Puoi provare a giocarla oppure, come ti dicevo prima, scartarla in partenza e dire: ma perché io devo scegliere subito di non giocare ad armi pari e andare subito a giocare un'apertura secondaria, un'apertura che se il bianco la gioca bene io vado subito sotto, perché stare subito male in apertura? Quindi ti consiglio veramente di scegliere una difesa che ti permetta di giocare ad armi pari, e sicuramente stiamo parlando della siciliana e di E4 e 5. Trovi qui sotto i link in descrizione per andare in queste lezioni approfondite, studiartele, ripeterle e farle entrare nel tuo repertorio.